Dertona, ma questa è naturalmente un'altra storia. Si parte, De Angeli, il capitano, cerca di andare fino in fondo e fino al capolinea, realizza, stato però tenendo botta al salto di categoria per molti, nel primo anno in assoluto in A1. Occhio a Barkley, fino in fondo! 47.3 in stagione per lui. Davis per Spencer, Barkley sopra nuovamente per Spencer, che questa volta riceve, porta sotto di 2 la squadra allenata da Marcelo Nicola. De Angeli nuovamente per Spencer, si appende ancora una volta sulla sinistra, cerca di guadagnare campo ancora per De Angeli. In punta c'è Corey Davis, può andare allo scarico, lo fa una volta arrivato sotto canestro, angolo sinistro, Frank Barkley, è arrivato nello scorso aprile a guidare la Nutri Bullet. Ikero Egbu si alza, 2 punti che piovono perfetti come la neve, solo cotone. Sempre Davis, scambia con AJ Packer, angolo destro, Barkley cerca di alzarsi, la bomba realizzata dal eccolo qui, l'assist da parte di Packer, di cui raccontavamo essere arrivato dalla Club Ferrara. Ruzier ancora in punta, vede spazio, solleva per Skylar Spencer, o meglio tra playmaker, chiedo venia. Vildera nuovamente da Ruzier, lo scarico sull'out di destro, Lever cerca di alzarsi e apre così il quarto parziale. 6-9, diventano 15 per Paulius Sorokas. Gaines va da Lever, cerca di girarsi, Sorokas su di lui, palla che vola sul ferro e termina all'interno della retina di Treviso. A provare il servizio verso Lever, nuovamente Ruzier. Sempre Ruzier, cerca di andare fino in fondo, solleva verso il numero 25, cerca la girata, niente di fatto, sempre Ruzier. Gaines e riceve il pallone, il favore da parte dell'avversario, alta brutta palla persa, la fondo a canestro da parte di Frank Barkley. Tra dicembre e inizio di gennaio, Szokolowski, occhio perché cerca la fuga, De Angeli commette fallo, l'ho preso proprio Trieste. Banks, buono il passaggio per Paulius Sorokas, che arriva fino al capolinea. Incredibile, De Angeli non riesce a mettere l'ultimo punto della partita per Trieste, ci prova alla distanza Szokolowski, per un attimo non compie una magia.